Ben ritrovati, ci eravamo lasciati dicendo che avrei parlato del ciclo dell'acqua, ma questa settimana drammaticamente caratterizzata dal femminicidio di Giulia Cecchettin, su cui è necessario riflettere in ogni luogo, anche in questa sede. Dicevo, questa settimana per il settore agroalimentare è stata sicuramente caratterizzata dalla decisione del Parlamento di proibire la produzione e la commercializzazione di carne coltivata nel nostro paese. Io odio le crociate perché restringono, secondo me, la capacità mentale di confronto. È come se due pugili si azzuffassero sul ring e intorno succedesse di tutto. Così sta accadendo e quindi pongo due o tre questioni che a mio parere sono importanti. Il primo è quello dei brevetti. Non è accettabile, evidentemente, che una questione fondamentale come quella del cibo possa essere nelle mani di pochi eletti, magari di multinazionali, così come già succede, ad esempio, per le sementi che non sono più di proprietà degli agricoltori. Seconda questione, quella legata alla ricerca. A mio parere su questi temi deve essere assolutamente pubblica, perché ricordo sempre, tra l'altro, a chi dice che non ci sono risorse sufficienti, che senza cibo, acqua, aria e terra, che sono proprietà comuni, tutto il resto è davvero fuffa. Terza questione, se volete, lessicale, è che si chiama carne coltivata, non carne sintetica o di sintesi, perché provocatoriamente mi piace ricordare che noi ci curiamo con la medicina di sintesi o sintetica, ma mi pare che gli italiani preferiscano andare in farmacia piuttosto che in erboristeria. Detto tutto ciò, c'è una questione ultima importante, che è quella di come sfameremo i miliardi di persone che si affacceranno nei prossimi anni sul pianeta. Ma questo davvero magari lo affrontiamo la prossima volta. Ci si vede.